Mi chiamo Nicola Dani, mi sono diplomato all'ITS Meccatronico Veneto nella sede di Castelfranco nell'estate del 2023. Successivamente ho immediatamente iniziato a lavorare qui in GDS in qualità, dove ho svolto anche il periodo di tirocinio curriculare che è obbligatorio svolgere durante l'ITS. Prima di iscrivermi all'ITS ho frequentato il liceo scientifico a Valdagno, successivamente mi sono iscritto all'università che ho frequentato per circa un anno e mezzo per poi rendermi conto che non era la mia strada e quindi di conseguenza poi ho cambiato percorso cercando di seguire il più possibile le mie passioni e le mie attitudini e quindi mi sono iscritto all'ITS dopo averlo scoperto tramite il passaparola di un amico che l'aveva già frequentato. Ho iniziato a lavorare qui in GDS nell'estate del 2023, subito dopo essermi diplomato. Attualmente lavoro nel team di qualità, inizialmente occupandomi del controllo qualità sul prodotto finito e poi successivamente ho iniziato a occuparmi anche dei criteri di accettabilità, le checklist e quindi pian piano tutto quello che riguarda la gestione della qualità del prodotto finito. Il GDS mi ha dato la possibilità di sfruttare le competenze che io ho acquisito nel mio percorso tecnico durante l'ITS, mi ha dato la possibilità di crescere come persona e anche come quello che riguarda le mie attitudini e le mie competenze tecniche. E sono molto contento anche di quello che è l'ambiente lavorativo e il rapporto che ho potuto instaurare con i miei colleghi.